Queste 9:30, possibile, tanto vale venire a fare il giorno.
Zito.
Chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chi crede in me non resti nelle tenebre. E se uno ascolta le mie parole e non le osserva, non sono io che lo condanno, perché non sono venuto a condannare il mondo, ma a salvarlo. Ho desiderato fortemente di mangiare questa Pasqua con voi, poiché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. Mio Signore, concedi a me e a mio fratello di sedere nel tuo regno accanto a te, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Sempre soliti ambiziosi, il più grande tra di noi. Il Re delle nazioni e coloro che hanno il potere su di esse e si fanno chiamare benefattori. Tra di voi non deve essere in alcun modo così, che il più grande diventi il più piccolo, come colui che serve. Lavi i piedi a me. Quello che adesso faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai presto. No, tu non laverai mai i piedi a me. Pietro, se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me. Maestro, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto pulito. Voi siete puliti, ma non tutti. Mi chiamate Signore e Maestro e dite bene, io lo sono. E dunque se io, Signore e Maestro, lavate i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni e gli altri. E da questo capiranno tutti che siete i miei discepoli. Però uno di voi mi tradirà. Sono forse io, maestro? Sono io o chi? Giovanni, chiedi al maestro chi è colui a cui si riferisce. Signore, chi è? È colui il quale gli intingerò il boccone e glielo darò.
rapidamente. Voi tutti prenderete scandalo per causa mia questa notte. Il pastore verrà percosso e le pecore si disperderanno e mi lascerete solo. Ma dopo che io sarò risorto, mi precederete in Galilea. Se tutti si scandalizzeranno per causa tua, io mai mi scandalizzerò. La casa di Da. Per te darei anche la vita. Tu darai la tua vita per me. In verità io ti dico, non canterei il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Benedetto sia il nome del Signore sempre. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo, spezzato per voi. Bevetene tutti. Questo è il calice dell'alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo tutte le volte che lo berrete. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e anche in me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Vi lascio la pace e vi do la mia pace, non come la dà il mondo, ma come io la do a voi. Gerusalemme era la capitale di Israele. Considerata luogo sacro per gli ebrei, in questa città era costruito il Tempio, dove erano custodite le sacre tavole dell'alleanza fra Dio e il suo popolo. Sempre meta di pellegrini e di fedeli, provenienti anche dalle province vicine dell'impero romano, in un periodo dell'anno i suoi vicoli e le spianate del Tempio
traboccavano di uomini e donne desiderosi di offrire a Dio il proprio sacrificio rituale e di assistere all'immolazione dell'agnello. È il tempo di Pasqua. Scribi, farisei, rabbini e dottori della legge si alternavano nelle sinagoghe in una continua opera di predicazione sull'importanza della legge e sul valore dei sacrifici di animali da offrire per espiare i propri peccati e da accompagnare, magari, con cospicue offerte in denaro da versare nel tesoro del Tempio. Quell'anno, in modo particolare, al coro di questi predicatori si era unita la voce di un uomo di Galilea, discendente dalla casa di Davide. Né rabbino, né sacerdote, né fariseo, né levita, con la sua voce profonda e calma, il suo sguardo dolce e deciso, e soprattutto con la sua predicazione di salvezza, di amore, di misericordia verso tutti, era riuscito ad attirare attorno a sé schiere numerose di fedeli che al suo ingresso a Gerusalemme lo avevano accolto al grido di Osanna al figlio di Davide. Aveva guarito molti ammalati, aveva cacciato molti demoni e aveva messo a tacere anche scribi e farisei venuti da lui per interrogarlo e tendergli tranelli. I sommi sacerdoti temevano che quell'uomo potesse sovvertire le tradizioni derivanti direttamente da Mosè, insediando quindi il loro potere, mentre il popolo e i reazionari vedevano in lui la possibilità di un riscatto sociale e di liberazione dal dominio romano, rappresentato in quel tempo dalla presenza del procuratore romano Ponzio Pilato. Il nome di quel predicatore di Galilea, che la gente chiamava figlio di Dio e re dei Giudei, era Gesù di Nazaret. Seguitemi, la mia anima è triste fino alla morte. Aspettate qua e vegliate, mentre io vado là a pregare. Padre mio, ti prego,
Se ti è possibile, allontana da me quest'amaro calice, ma non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu sia fatto. Dormite, non riuscite a vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Padre, se questo amaro calice non può passare da te senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. È giunta l'ora che il figlio dell'uomo sia consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, il traditore è qui. Quello che bacerò è lui, prendetelo. Salve, maestro. Giuda, tu con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Chi cercate? Gesù di Nazareth. Sono io. Chi cercate? Gesù di Nazareth. Ma vi ho già detto che sono io. Ma perché tutte queste armi? Pensavate di arrestare un delinquente? Siete venuti a prendermi con spade e bastoni, come fossi un brigante. Ogni giorno ero ad insegnare nella sinagoga e nel tempio, e non mi avete mai preso. Se dunque cercate me, prendetemi, ma lasciate andare costoro. La mia ora è giunta, e anche la vostra, che è quella delle tenebre. Arrestiamoli tutti!
Nazareth. Quindi tu sei Gesù di Nazareth. Ti avevamo severamente proibito di tornare a Gerusalemme e invece tu hai riempito la città dei tuoi insegnamenti. Quali sono le tue dottrine? E chi sono i tuoi discepoli? Io ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio. Non mi sono mai nascosto. Lo so, ma risponde alla mia domanda. Perché lo chiedi a me? Domanda a coloro che hanno udito ciò che ho detto. Essi lo sanno. Così risponde al sommo sacerdote! Se ho parlato male, mostrami il mio errore. Ma se ho parlato con verità, perché mi percuoti? Sommi sacerdoti, quando Gesù insegnava nel Tempio diceva così: posso distruggere il Tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. Ma non senti cosa dicono di te? Nel nome di Dio eterno e vivente, ti chiedo, sei tu il Cristo, il Figlio di Dio? Se io ve lo dicessi, voi non mi credereste. Ma d'ora innanzi il Figlio dell'uomo sarà seduto sulla destra di Dio, sulle nubi del cielo. Allora sei tu il Cristo, sei il Figlio di Dio. Tu lo hai detto. Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di altri testimoni? È reo di morte. Portiamolo da Pilato, a noi non è consentito mettere a morte nessuno, sarà lui a condannarlo. Andiamo, non abbiamo molto tempo. Non sei forse uno dei suoi discepoli? Ma no, non so cosa dici, Quest'uomo è uno di loro, lo ricordo con lui. ma non capisco perché ti ostini a dire questo. Sei uno dei suoi seguaci, sono certa di ciò che dico. No! Io non conosco quest'uomo. Pietro, prima che canti il gallo, tu mi rinnegherai per 3 volte. Wow.
Che accusa portate contro quest'uomo? Ha guarito molti ammalati, lebbrosi, non solo. Ha anche detto di poter distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Vuole sovvertire le nostre leggi. È un somigliatore di popolo. Che cosa fa dunque? Che cos'è che vuole distruggere? Il tempio che Salomone edificò in 46 anni. Costui disse che lo distruggerà e ricostruirà in 3 giorni. Se non fosse un malfattore, non l'avremmo consegnato a te. Centurione, portatemi il prigioniero. Cosa rispondi? Non rispondi? Parla. Sei tu il Cristo? Rispondi. Non ti rendi conto che posso liberarti o farti crocifiggere? Parla! Sei tu il Re dei Giudei. Dici questo da te o altri te l'hanno detto sul mio conto? Sono forse io giudeo, la tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo, altrimenti avrei avuto qui i miei soldati a difendermi. No, il mio regno non è di qua giù. Regno, tu parli di un regno, allora tu sei un re. Io sono re ed è per questo che sono nato e venuto al mondo, affinché chiunque della verità ascolti la mia voce. La verità. E che cos'è la verità? La verità è dal cielo. E perché dal cielo? Non c'è forse verità sulla terra? Tu vedi come tutti quelli che dicono la verità sono giudicati da coloro che hanno autorità sulla terra. Mi avete consegnato quest'uomo come somigliatore di popolo. L'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle per cui lo accusate. Non merita che io lo metta a morte. Ma procuratore, se uno bestemmia contro Dio, non è reo di morte? Certamente. Lui ha bestemmiato, è reo di morte. Gesù, tutta questa gente contro di te, cosa devo fare? Come ti è stato dato. E sentiamo com'è che mi è stato dato. Mosè e i profeti predissero la mia morte e la mia resurrezione. Hai bisogno ancora di dire altre bestemmie? Se questa parola è blasfema, prendetelo voi per questa bestemmia. Conducetelo nella vostra sinagoga e giudicatelo secondo la vostra legge. Caro, Claudia, cosa ci fai tu qui? Torna dentro. non avere nulla a che fare con quest'uomo di Galilea.
stanotte, fui molto turbata in sogno a causa sua. Non legare il tuo nome ad un'ingiustizia, ma oggi mostra la clemenza di Roma verso questo povero prigioniero. Gli dei ci ricompenseranno. Centurione, va nelle segrete del palazzo. Qualche giorno fa abbiamo arrestato un brigante per omicidio, il cui nome è Barabba. Portalo qui in fretta. Vi è tra voi l'usanza che il procuratore romano liberi un prigioniero scelto dal popolo prima del periodo di Pasqua. Ebbene, voglio concedervi questa possibilità. Chi volete dunque che io liberi per voi? Gesù di Nazaret, accusato di bestemmia, o Barabba, accusato di rivolte e omicidio? Vogliamo libero Barabba! 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 E che farò ora di Gesù il Galileo? Crocifiggilo! No, quest'uomo è solo un sognatore. Lo sottoporrò a una punizione. Centurione, chiami i frusticatori e conducetelo alla colonna. Una punizione dura, mi raccomando, ma lo voglio di nuovo qui vivo, intesi? Obbedisco. I soldati presero Gesù con forza e lo condussero al centro del cortile in modo che tutti potessero vedere il prigioniero sottoposto alla tortura della frusta. Mi hanno tagliato la lingua per caso, eh? Spogliamolo e leghiamolo alla colonna.
Basta! Venite a cambiare quegli arnesi. Con queste non credo che resterà ancora in silenzio. Continuate! Guardatelo! È stremato! Il re dei Giudei! Il re dei Giudei! Ma facciamolo sembrare davvero un re! Un re porta con sé uno scettro! Ecco il tuo scettro! Veramente, oltre a uno scettro, un re porta sempre un bel mantello. Ehi, procurami uno straccio, un lenzuolo, qualcosa da mettergli addosso. È vero, il re ha il suo scettro, il suo mantello, che la sua corona. Questo è l'onore che rendiamo al Figlio di Dio. Salve, Re dei Giudei! Prendiamolo e riportiamolo da Pilato. Intanto Maria da lontano aveva solo intravisto il figlio che veniva colpito dalle fruste. Aveva ascoltato con immenso dolore le urla di Gesù, che ad ogni colpo perdevano sempre più forza e vigore,
e nel cuore suo aveva percepito tutta la tristezza, l'angoscia che quella punizione provocava al figlio, insieme al dolore fisico per le ferite che man mano si allargavano nel suo corpo. Ma si ritrovò sola, con il ceppo e le catene, a piangere per quella punizione già troppo ingiusta per un figlio innocente. Ascolta, o Israele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo e lo amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua volontà. Ecco, Signore, ve l'abbiamo riportato tutto intero. Ecce homo. A morte! Ma non vi basta la punizione a cui l'ho sottoposto. Allora prendetelo voi e crocifiggetelo, ma sappiate che io non trovo in lui nessuna colpa. Noi abbiamo una legge e secondo questa deve morire, perché si è fatto figlio di Dio e re. Se lo liberi non sei amico di Cesare. Allora volete che io metta a morte il vostro re? Noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare.
Ebbene, ho compreso. Portatemi un catino e una brocca d'acqua. Oggi 2 prigionieri saranno condannati al patibolo. Se volete dunque che anche Gesù venga condannato col supplizio della croce, sappiate tutti che io non sono responsabile della morte di quest'uomo. Il suo sangue ricada su di voi e le vostre famiglie. Centurione, portateli via tutti! I soldati romani avevano sperimentato diversi modi per uccidere un condannato, anche a seconda della sua pericolosità e della cittadinanza. Ma sicuramente il più crudele e doloroso era il supplizio della croce, un legno verticale che doveva essere conficcato a terra per esporre il condannato agli sguardi pubblici di disapprovazione, sdegno e derisione. Un palo orizzontale, dove far stendere le braccia al condannato e conficcare i chiodi all'altezza delle mani, così da renderlo definitivamente inoffensivo. In più i soldati pensarono che per aumentare le pene e accelerare la morte dei condannati, costoro dovessero portare il loro patibolo sulle spalle. Ecco perché dai magazzini del pretorio i soldati tirarono fuori una pesante croce e la misero sulle spalle di Gesù, continuando a frustarlo per rendere il suo cammino più veloce e doloroso.
Gesù era solo in quel percorso di morte. Non c'era nessuno dei suoi discepoli accanto a lui. Nessuno di coloro che lo avevano acclamato ora ne condivideva il dolore o alleviava le sofferenze. Dov'erano le persone che erano state da lui guarite? Dov'erano i lebbrosi risanati? Dove coloro che avevano mangiato i pani e i pesci miracolosi sulle alture di Galilea? E dov'era Pietro o Andrea, Filippo, Giacomo? Nessuno era con lui. E poi i soldati tenevano a distanza tutti coloro che volevano avvicinarsi, alcuni per sostenerlo, altri per sputargli addosso, ma in ogni caso Gesù era solo a portare la sua croce. E forse sarà stata l'angoscia di sentirsi abbandonato, forse la stanchezza per la notte passata in tribunale al Sinedrio, forse il sangue perso durante la flagellazione, forse il continuo dolore provocatogli dalle ferite aperte sulle spalle, che già, dopo un breve percorso con la croce, Gesù, sfinito, cade. Sua madre, Maria, lo aveva seguito da vicino, cercando più volte di vincere il cordone dei soldati, magari solo per accarezzarlo, come faceva da bambino. Ma quella caduta fu per lei una grande spinta. Scappò alle guardie e si avvicinò al figlio steso a terra, non per piangere per lui, ma per dargli una nuova forza e nuovo vigore, con una semplice carezza e con un bacio che Gesù ricambiò senza una parola, ma con il più tenero e affettuoso degli sguardi. I soldati fecero rialzare Gesù, ma capirono che non ce l'avrebbe fatta a continuare da solo a portare sulle spalle quell'enorme peso della croce. Per questo dalla folla che accompagnava a Gesù al patibolo scelsero un uomo di Cirene, un certo Simone, costringendolo ad aiutare il condannato a portare la croce. In quel gesto di condivisione e di sollievo che lo avrebbe reso famoso per sempre. Il corteo avanzava triste e lento tra due ali di folla che deridevano Gesù. Continuavano ad accusarlo, mentre i soldati vibravano di continuo i loro colpi di frusta per accelerare il passo, come se avessero avuto fretta di concludere quella giornata e veder morire quello strano condannato. Alcune donne, al passaggio di Gesù carico della croce, vedendolo piagato, dolorante
e pieno di sangue e di ferite aperte, piangevano per lui e si lamentavano. Mentre passava, accanto a loro Gesù, raccogliendo le sue forze, le guardò con misericordia, dicendo loro: O donne di Gerusalemme, su di voi dovete piangere e non su di me, perché ci saranno giorni in cui preferirete non essere nate e non aver generato figli. Infatti, se vengo trattato così io che sono innocente, come verranno trattati coloro che saranno colpevoli? Con più violenza di prima, i soldati percossero Gesù, costringendolo a continuare il suo doloroso cammino verso il Calvario, che ormai sembrava molto vicino. Prima di arrivare nel luogo dove lo avrebbero crocifisso, Gesù aveva già versato troppo sangue e molto indebolito e stanco per le troppe violenze subite e per le continue frustate, oltre che per il peso di quella croce che grava sulle sue spalle. Un'altra volta cade. Fu allora che dalla folla che ancora lo seguiva una donna, una certa Veronica, corse verso Gesù dolorante a terra per asciugare con un lino il suo sudore di sangue e il suo volto tumefatto e gonfio. Un gesto premuroso e delicato che destò l'attenzione dei vicini e quasi li mosse a compassione. Ma i soldati, senza alcuna pietà, con gli strattoni e spintoni costrinsero Gesù, sfinito dalla sofferenza, a continuare il suo tragitto, portando la sua croce. Fu allora che Veronica, dopo essersi alzata, vide che sul suo lino era rimasta impressa, come su una tela, l'immagine sfigurata e insanguinata del volto di Gesù. Il Calvario è lì, con il suo significato di morte.
già trova appesi alla croce 2 altri malfattori che attendono l'arrivo di Gesù e dei soldati, i quali, appena arrivati sul luogo, in fretta e quasi abituati a quei gesti disumani, preparano tutto per crocifiggere Gesù. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. No.
Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua madre. Ho sete. Bevi! Bevi! Eccolo, il re dei Giudei! Scendi ora dalla croce e ti crederemo. Lascia stare. Non sei tu, Gesù, Vediamo se viene lì a figlio di liberarlo. Dimostramelo. Salva te stesso e soprattutto salva anche noi. Non hai timore di Dio, anche se subiamo la sua stessa condanna. Noi almeno siamo stati crocifissi per i nostri peccati, ma Lui non ha fatto nulla. In verità io ti dico che oggi sarai con me in paradiso. Elohi! Elohi! Lama sabachthani! Tutto è compiuto.
Sentiamolo forte, questo grido. Avvertiamolo profondamente nostro, perché quel Signore è morto per ciascuno di noi. Carissimi, ci avviamo a vivere la più grande settimana dell'anno, la settimana santa. Viviamola così. Ascoltiamo quel grido profondo dentro la nostra coscienza. Apriamo le nostre orecchie a quel grido e facciamoci raggiungere in quel luogo più profondo del nostro essere, dove abbiamo bisogno di ascoltare quella parola che ancora ci ravviva, che ancora ci permette di risorgere. Allora accompagniamo adesso il simulacro di Gesù in chiesa per fare con devozione a Lui la nostra preghiera, affinché in questa settimana possiamo ciascuno di noi vivere, contemplare, sentire profondamente da una parte il Dio che si è fatto lontano da se stesso, ma un Dio che si è fatto vicino alle nostre fragilità. Thank you.
Gesù.